Qualcuno ha visto 3 o 4 persone, io non le ho viste, ho visto solo una macchina andare via a forte velocità. Macchina scura di grossa cilindrata. Sono uscito sul terrazzo cercando di farmi vedere in modo tale che potessero andare via, insomma, forse ho ottenuto questo effetto, altrimenti avrebbero portato via anche più merce. Diciamo che ho urlato e comunque mi son fatto sentire. L'azione è stata rapida, 7-8 minuti in tutto, ma quei momenti per Antonio Lorenzon sono stati interminabili. Dal terrazzo di casa sua l'imprenditore ha infatti assistito alla spaccata ai danni del proprio negozio, al piano di sotto, l'expert di Negrisia, da decenni una delle attività più note e frequentate della zona, in pieno centro al paese. A tirare Lorenzon giù dal letto alle 3 di notte sono stati prima degli strani rumori, poi l'impianto di allarme con i delinquenti che hanno sfondato la vetrata d'ingresso, forse con l'auto in retromarcia usata come ariete oppure con un gancio, un copione simile a quello che si è registrato sempre nottetempo in una ferramenta di Martellago. All'interno del locale viene divelta anche una seconda saracinesca, un raid chirurgico. Sapevano esattamente dove andare perché hanno rotto solo le vetrate dove erano contenuti i telefoni di maggior valore, senza toccare altre parti del negozio. Ecco, alla fine quanto hanno portato via? Quanto ammonta il danno? Circa 50.000 euro. iPhone, soprattutto telefoni del valore più elevato. L'allarme interno con i suoi sensori ha funzionato, ma non ci sono immagini. Il vecchio sistema di videosorveglianza non rispondeva più ai requisiti della privacy sui luoghi di lavoro. Stavamo pensando a rimetterle rispettando tutte le normative. Immediato l'intervento dei carabinieri e la relativa denuncia. Probabilmente saranno sentiti dei residenti, a loro volta svegliati nel cuore della notte. Restano i danni e la paura, con Antonio che però ha mantenuto calma e sangue freddo. Lui stesso conferma, tiene un'arma, ma non l'ha utilizzata. Se l'avessi usata, l'avrei usata contro dei malfattori che stavano scappando, per cui sarei passato dalla parte del torto. Mi auguro che possano prenderli, purtroppo adesso non sei più tranquillo e speriamo che non succeda più.